io ho preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica. Ho voluto dirlo a voi direttamente, cercare di spiegarlo. Spero di esservi riuscito. Sono certo, io spero che voi mi abbiate compreso. C'è chi approverà il mio gesto, c'è chi questo gesto non approverà. Spero che tutti lo consideriate un gesto onesto di servizio alla Repubblica, per assicurare un ordinato trapasso dei poteri. Firmerò l'atto di dimissioni martedì 28 aprile 1992. Concludo così 7 anni che sono stati difficili non per me, o non solo per me, che sono stati difficili per il Paese. 7 anni in cui tante cose sono state cambiate e in cui mi è stato assicurato il privilegio di essere testimone di grandi cambiamenti all'est, ma io mi auguro anche all'ovest adesso. 7 anni in cui ho cercato col silenzio, poi con la parola, con gli atti, con gli scritti, con i comportamenti di servire il mio Paese. Vi sono riuscito, non vi sono riuscito, non spetta a me giudicarmi. Io non ho messaggi da lanciarvi e non ho né forza politica né rappresentanza morale tale da pretendere di lasciarvi testamento. Ai giovani io voglio dire però di amare la patria, di onorare la nazione, di servire la Repubblica, di credere nella libertà e di credere nel nostro Paese. A tutti voi voglio dire di avere fiducia in voi stessi. Questo è un Paese che non sarà una grande potenza politica, che non sarà una grande potenza militare, forse questa è una benedizione di Dio, ma che è un Paese di grande cultura, di grande storia, è un Paese di immense energie morali, civili, religiose e materiali. Si tratta di saperle mettere assieme e si tratta di fondare delle istituzioni che facciano sì che lo sforzo di ognuno vada a vantaggio di tutti. Io vi ringrazio per come voi mi avete accompagnato in questi 7 anni, ringrazio chi ha consentito con me, così come ringrazio anche chi ha dissentito da me, perché chi ha consentito da me, con me forse mi ha aiutato a superare momenti anche personalmente difficili e ad fare un po' di bene, e chi ha dissentito da me mi ha aiutato forse a evitare un po' di male. Ringrazio voi,
donne, uomini, giovani, anziani di questo meraviglioso paese. Che Dio protegga l'Italia, viva la Repubblica!